Il dottor Daniele Maruzzi fa parte del reparto di urologia dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, una delle eccellenze di questo territorio. E in questi giorni ospitano due importanti medici che arrivano dalla Bielorussia, in particolare da Minsk, per studiare un particolare intervento che viene eseguito in maniera mini-invasiva per la cura della calcolosi renale e uretrale. Ora, dottor Maruzzi, vuole spiegarci il perché di questo particolare intervento che è considerato all'avanguardia? Noi da diversi anni abbiamo la fortuna di avere una dotazione tecnologica molto all'avanguardia e quindi ci siamo dedicati alla terapia mini-invasiva per la calcolosi renale ed ureterale. I nostri trattamenti interessano sia la popolazione adulta che ultimamente anche abbiamo trattato dei bambini anche molto piccoli. Diciamo che questi colleghi sono venuti dalla Bielorussia a vedere le nostre tecniche mini-invasive e in precedenza abbiamo già ospitato altri colleghi che venivano da diverse regioni italiane. Il trattamento mini-invasivo presuppone l'utilizzo di strumenti molto sottili che possono essere introdotti o per via percutanea o per via retrograda risalendo tramite la via urinaria, quindi dalla vescica all'uretere sino al rene. Dottor Maruzzi, questo però è un trattamento chirurgico che può essere eseguito in alcuni dei casi di calcolosi. E diciamo che il trattamento viene finalizzato sulla base di alcuni parametri che sono legati alla sede e alle dimensioni del calcolo. La scelta quindi presuppone un attento studio dell'apparato urinario, generalmente mediante una urotac. Abbiamo poi due possibilità, un trattamento extracorporeo, quindi con delle onde d'urto, e questo avviene allorquando il calcolo ha delle dimensioni inferiori a 1 centimetro. Per calcoli di dimensioni superiori scegliamo sulla base della sede e delle dimensioni il trattamento o retrogrado con uno strumento flessibile che ha un diametro di circa 3 mm o per via combinata con uno strumento più rigido che ha un calibro solo di poco superiore o in casi particolari utilizzando sia la via percutanea che la via retrograda assieme. Dottore, la calcolosi è una patologia che è considerata in crescita in questo momento. Come mai? Sicuramente negli ultimi 15 anni si è raddoppiata l'incidenza di questo tipo di patologia. Ci sono molte cause, alcune sono climatiche, altre metaboliche, altre ancora sono dietetiche. Sicuramente una delle cause più importanti è una riduzione dell'apporto idrico, per cui il primo consiglio da dare ai pazienti che soffrono di calcolosi è quello di bere molta acqua.